Ma è con grande piacere che presentiamo questo libro di Giorgio Bolla, che non finisce mai di stupirmi, perché io lo conosco sempre da poco tempo, relativamente, ma ha una personalità così pervasiva, si può dire, di una grande simpatia. Poi leggendo le sue note biografiche si scopre che è un grande chirurgo infantile, che ha girato il mondo, grande viaggiatore. Adesso ha partecipato anche alla nostra antologia sul 2084 e con molto piacere che allora troviamo un altro Giorgio Bolla qui presente con poesie in inglese. Non cessa mai di stupirmi. Il libro si intitola ovviamente Vento, quello che ci colpisce, no? Guardo subito qui la traduzione, acqua, angeli e vento. Anche questo sembra una cosa molto veneziana, almeno apparentemente. Acqua, angeli e vento. Questo terzo poemetto, In My Senses, nasce in inglese. E poi è stato bellissimo, quando abbiamo lavorato sull'inglese, io e Carolina, ho trovato che questa lingua è straordinariamente ricca. Cioè, normalmente si pensa che non lo sia. Io amo molto il francese, ma ho scritto in francese, ma questa cosa dell'inglese è stata per me una rivelazione, perché Carolina mi diceva: tu hai scritto questo in italiano per i primi 2 poemetti, l'inglese ha 3 possibilità, è straordinario. Allora io dicevo no, ho voluto dire questo, no? Questo è stato qualcosa di artisticamente meraviglioso. Così nasce questo libro. Adesso io farei parlare la poesia, cioè Leonora. E poi alla fine voglio leggere io alcuni versi a cui tengo molto, ma proprio alla fine. You were with me, I brought to you to see the stream in a strange nuance. Where is the water of your walk? Let's go together again, rose domes, tonight across our images, sweet of azure sugar, like angel wings. Every time the day ends, and I don't know if the night still is lighter than dawn, its truth is a land without paths. Strange angel that walk over on dreams' roofs, and then I draw you around to myself when it were the time of desire. È tipico dei medici questa completezza. Devo dire la verità, insomma, il medico è lo scientista di psiche, è qualche cosa che comprende tutto, e difatti quasi sempre nei non rari casi di scrittori medici, ce ne sono tanti, in Italia ce ne sono stati tanti, e comunque anche di artisti medici, c'è una completezza profonda. C'è questa voglia di storia che a Giorgio viene fuori naturalmente, lui che ha girato parecchio, conosce il mondo nel bene e nel male. Sarajevo ancora, ma l'altro giorno si parlava di nuovo di Sarajevo, perché poi si parla sempre di Sarajevo. Ma guarda, la situazione di adesso paradossalmente è uguale a quella del 14, oppure ma guarda, anche nel conflitto nel Kosovo, qui, là, i belgradesi, la NATO. La storia si ripete sempre, nel bene o nel male. Voglio leggere questa cosa. Beato è colui che ha la sua controparte, che sia sul prato del domani o davanti a Galatea, stanca della mediocrità degli uomini, in quella città dove sembra normale parlare con chi ti invita a salire. E adesso il senso dell'attraversare, del toccare pietre di riporto messe su angoli di mente, proprio dove serve, fuori dell'alba. Questa è la prima parte di Touch. E questo mi riporta a una cosa. In questi giorni io sono stato, una cosa, c'è qui Carla, è una cosa molto bella, sono stato a Tarfaya, dove c'è questo piccolo museo dedicato a Antoine de Saint-Exupéry. Lui fu lì 18 mesi, eroico aviatore, 1927-1928. E c'è l'immagine di una sua frase, di un suo aforisma, che dice: dare un senso a un mondo che ha perso i riferimenti. Cioè, ragazzi, di una contemporaneità devastante,
E allora io cioè, mi è arrivata addosso questa cosa e ho detto: ma perché scrivo? A chi scrivo? Che importanza ha il fatto che io scrivo? Che uditori posso avere? E perché scrivo? Scusate, ma è tragico, ma no, e questo è quello che io ho pensato. Cosa pretendo io quando scrivo? Dove penso di arrivare? Sono molto stanco degli umani, sono molto stanco della stupidità. Dico una cosa che conosciamo noi qui: solo la poesia può salvare. You do not have the time and the shadow on your shoulder. In a warm Roman noon, mustn't choose between knowledge and unknowledge. Celestial cat in the green room, where hands freeze the midst of death, nearly a residue of thought. Philosophy of sky is your sleep. Tu sei sensitivo ma anche sensoriale, e c'è questa idea della sensorialità anche della poesia e dell'arte in genere molto forte, e anche di una certa sensibilità, certo, ma sensitività, perché la tua è una poesia completamente immersa in questa vocazione. La cosa bella è che, dedicandosi ai famosi sensi, dico, perché i famosi sensi? Quando eravamo piccoli, i 5 sensi. Dice, ma no, i sensi non sono 5, sono 6. Sì, abbiamo visto il famoso film con un ottimo Bruce Willis, Il sesto senso. Ma lì il sesto senso sembrava una capacità di recepire il passato in modo drammatico, l'incendio che c'era stato, vi ricordate? I morti, il parlare con i morti, lui stesso poi alla fine si scopre. E invece il sesto senso di Giorgio Bolla, e questa è forse la cosa più bella, devo dire, è la mente. Questa cosa della mente, che è buddista, no? Evidentemente è il sesto senso, no? È il senso che raccoglie gli altri, è come una madre che raccoglie i suoi piccoli. Le neuroscienze hanno confermato che la mente è un senso. Quello che noi vediamo viene raccolto dal nervo ottico, dai nostri 2 nervi ottici, poi a livello del chiasmo, dove le fibre si decussano, l'immagine viene rovesciata, e quindi il senso della visione ha un'immagine rovesciata dalla realtà, porta lo stimolo elettrico, certo, alla nostra corteccia, che è la nostra mente, la nostra coscienza, e la corteccia ritorna a rivolgere l'immagine e a renderla nuovamente reale. E allora la mente è un senso. Vedete come la scienza poi conferma tutto ciò che il poeta ha sentito. Questo è meraviglioso. Ange searches for my hands in the night starry of metadream spirits, shapes of hills in the snow of fury or tenderness. Tyrant wind, night wind, way wind, beside the frontier comes down over the hills the strong breath of the day that ends. Ange's gaze finds detached ways to tell the oaks, and they return like a seashore of memories. Soft the day has been, and senseless. Mockeries of life cross misleading city walls, where I do not find the thread of imagined games or lips. Maybe now, but further. Spesso il poeta si è rapportato al gatto, perché il gatto è l'animale, il felino libero e libertario, anarchico per definizione. Ricorderete le poesie, i bei sonetti di Baudelaire, cioè, e riesce Giorgio ad attribuire al gatto i suoi stessi sguardi. Praticamente tutto quello che è metaforico alla fine diventa concreto. E non è la poesia la grande arte che riesce a raccontare il reale, la realtà, il verismo che ci appartiene, che sogniamo proprio in un gioco di metafore, in una ridda di metafore. It happened. The other eve, the valley wind called the mountain wind. Fast the dash of the voice in the faint silence of nightfall. Life sheds the burden of appearance. Giorgio ha questa sua grande religio,
Lo dico in latino perché è una religione laica, è una vera e propria religio, cioè un'attenzione spirituale proprio alla natura, che è tutto, che è grande sfondo, background, dicono gli inglesi, grande scenografia che ci ospita, ma è anche essenza profonda. Ma non è soltanto questo, Giorgio, c'è una completezza che è sinestesia, che è amore per le arti. Una passeggiata con Giorgio, Eleonora, tu lo sai bene, è una visita guidata dove? In luoghi che amiamo, che abbiamo amato, che possiamo amare, che potremo amare. E non è soltanto per Venezia, che questo è giocoforza, ma in generale la qualità del paesaggio, ecco, tutti i termini che riguardano la poesia di Giorgio e la migliore anche poesia veneta. Sometime on streets to write the word does not destroy the wishes, and then, but soft. I've touched from very near the breath of what comes. Mountains, hills, slopes in moderate litanies, written by whom does not travel these places and does not even pretend to. Obviously, it does not take me there where I could. But the will climbs real speeches, strong of faraway news. Whitewashed arches or bosoms of wild roses, throughout spines of sap. Listen to me while you sleep. Then, again, at the end of the fall of words. Questa è la poesia di Giorgio Bolla, una poesia appunto di acqua, di angeli, di vento, dove una cosa contiene l'altra. Non immaginate che ci sia del vento che non porti con sé degli angeli, gli stessi nostri angeli custodi, e che non ci siano delle acque sommosse, e che le acque sono dentro il cuore, nel corpo, ma sono anche le acque delle lagune, quelle vere, quelle metaforiche. Questo attingere alla semplicità, alla bellezza, altrove, e credo sia necessario per chiunque, no? Questo andare oltre proprio quello che diceva Antoine. I suoi voli erano metafora, non il contrario. E la sua attività di aviatore era metaforica, perché lui era un grande poeta e quindi non poteva che essere così, no? La vita è metafora, credo che meglio di lui nessuno lo abbia. È voluto morire di questa maniera. Esatto, è voluto morire di questo. Tales sometimes embrace themselves, even behind trees of hills or slopes of snow. Walking in it is the aim, but after it is solitude that picks the game. Many times we must have fought to gamble with destiny, to bet it on dust or on cards. Then, after, in the evening you used to take off your big shoes and try to get into your dreams. Tutti quanti siamo destinati a soffrire, a cercare di vincere questa sofferenza. Questo dovrebbe accomunarci al bambino ucraino o al soldato russo che è stato mandato in guerra senza sapere perché. Tu hai una continua, obbligatoria ricerca di senso. Ma che cosa cerchi? Se il senso non c'è. È questa consapevolezza che ti apre la visione, no? Capire che non c'è un senso. Dostoevskij. Dostoevskij. I bambini. E Vasco Rossi. Vabbè.